Ale, devo dirti che oggi ho letto una notizia un po' inquietante, cioè mi ha lasciato un po' a bocca aperta, perché la Coldiretti ha comunicato che 2 prodotti su 3 venduti come italiani sono falsi, prodotti all'estero e senza gli ingredienti originali. È una cosa che mi ha molto colpito, perché non è molto normale questa cosa, dovrebbero vendere ovviamente i prodotti italiani al 100%. Tu di questa cosa prendi posizione oppure devo sempre solamente parlare io? E siamo a parlare! Parliamo! Signori, basta con i prodotti italiani contraffatti! Niente di meno hanno fatto la mozzarella cinese! Se la premi esce il latte di mandorla! Hanno fatto addirittura il fior di latte, lo hanno fatto russo! È pieno di vodka! Appena ho tagliato una fetta è uscito un rutto. Allora hanno fatto il pecorino, l'ho assaggiato, non era pecorino romano, era pecorino rumeno. Hanno fatto addirittura al posto del parmigiano si chiama parmesao. Parmesao. Ma che è un giocatore brasiliano? Dice il parmesao lo mettiamo al centro tavola? No, lo mettiamo al centrocampo. Niente di meno. Tenevo una forma di parmesao in mano, mi è caduta, non si è rotto, è rimbalzata. Ho fatto stop di petta e tiro a volo. E di meno sugli spaghetti l'ho messa a pallonetto. Signore, addirittura la Russia, per via dell'embargo, ha penalizzato anche le bottiglie di prosecco. Adesso è più facile trovare una mosca nel prosecco che trovare un prosecco a mosca. E allora, signori, voglio dire, si potrebbero recuperare 300.000 posti di lavoro proteggendo il Made in Italy. Ai politici che spesso dicono su molte questioni è un falso problema. No, questo non è un falso problema. Qui si tratta di un problema del falso. È nata cosa. Ha già parlato. Ha già parlato. Grazie. Grazie. Chi è? La faccio sapere. È il parmesao. Era parmesao, ha organizzato una partita di calcetto. Grazie. Posso giocare anch'io al parmesao? Sì.